Il caro scuola quest'anno pesa non poco sulle famiglie che già devono sostenere gli altri aumenti. A risentirne sono in particolare le classi prime, medie e superiori, con un aumento generalizzato del 10%. Questo si riflette anche sugli insegnanti, spiega l'assessore regionale alla formazione. Io credo che questo dovrebbe essere insomma, affrontato in maniera molto forte a livello centrale, perché il tema del caro della vita, peraltro più cara a nord che a sud, ed è per questo che molti insegnanti non vengono a vivere, a lavorare in Veneto, in Lombardia, nel nord Italia, perché c'è anche questo tema della differenza tra territori. Un insegnante che prende 1200-1300 euro e ha un affitto di 700 euro e magari una famiglia è impossibilitata. E quindi alcune scoperture della pianta organica sono anche legate a questo. E questa è una cosa che preoccupa molto me. Il ministro Valditara ne ha anche parlato ed è stato subito attaccato rispetto al costo della vita così differente tra territori. Sulla questione libri, Donazzan poi evidenzia. Ho sempre detto: ma perché si devono cambiare tutte le volte? Ma perché si devono acquistare? Le scuole stanno anche facendo mercatini interni, ma il costo è veramente grave e questo va ridotto. Ma se il caro libri non bastasse, spesso ci si scontra anche con richieste assurde di materiale da parte di determinati insegnanti, come lamentano molti genitori. Io mi auguro che nelle scuole, soprattutto nella loro collegialità, no? Quando gli insegnanti devono stare insieme a confrontarsi, tutto questo peso, tutta questa anche ansia. Vedete, la professoressa Lucangeli in un incontro importante a cui ho partecipato a fine anno scolastico ha detto che il sentimento che i ragazzi, soprattutto delle scuole superiori, provano, ma anche nelle medie, è ansia. Non si può andare a scuola con l'ansia, a scuola si deve andare col sorriso.